Madame Tourvel, il mio cuore è ai vostri piedi. Non spaventatevi, amore dell'anima mia. Potete credere che in questo petto dimori un pensiero impudico, dopo tante settimane di devoto commercio con voi. Ammetto, era un altro prima che il lampo dei vostri occhi mi colpisse. Valmont lo spezzacuori. Io spezzo i cuori delle donne più fiere. Io non vi conoscevo, madame. Mi vergogno solo a pensarci. In quale sporcizio sguazzato, quale arte della finzione, quale depravazione, peccati come pustole di scarlattina, il solo sguardo di una bella donna, che dico, il di dietro di una pescivendola, bastava trasformarmi in un animale da preda. Era un abisso, madame. Desiderate gettare un'occhiata dentro, voglio dire giù, scusate, dall'alto della vostra virtù. Ma voi arrossite. Come vi dona l'osso, o mia adorata? Vi sta bene. Dove va a prendere la vostra fantasia i colori con i quali vi dipinge la mia depravazione? Dal sacramento del matrimonio, forse, che credevo vi corazzasse dentro la violenza terrena della seduzione. Sarei tentato di allineare davanti a voi i miei peccati, giù per i più piccoli dettagli, se il mio catalogo vi interessasse, per poter contemplare più a lungo il vostro rossore. Questo dimostra, se non altro, che nelle vostre vene scorre del sangue. Sangue. Che crudele sorte non essere il primo.